body boo, bidi body boo, bidi body yeah, bidi body boo, bidi body yeah, bidi body boo, bidi body yeah, bidi body boo, bidi body yeah. Per il canale Telegram Audioracconti, The Lizard Queen legge le storie di Elisa e il pancione a colori e Monica dagli occhi chiusi, da Racconti dal materasso di Stefania Vian. Prima entra la pancia, poi arriva lei. Buongiorno, non manca tanto, vero? Era ieri la data prevista, mi rivela lei. Oddio, guardi che se le si rompono le acque qua, io chiamo i pompieri, eh? Lei sorride, di quel sorriso luminoso, spalmato su tutto il viso, che solo le donne in gravidanza hanno. Vedo che tira fuori dal borsone, ma potrebbe essere anche dal pancione, da quanto ingombro fanno, delle lenzuola colorate. Mi chiede di aiutarla a scegliere dei sacchi copripiumino da abbinare alle lenzuola che ha portato. Allora io esco dalla postazione per andare verso di lei, davanti al tabellone dei tessuti, e iniziamo la danza dei colori. Scartiamo i colori neutri e freddi per arrivare al porpora, scartando il prugna. Ci tuffiamo nel blu oltremare, scartando gli azzurri troppo cielo e troppo mare. Il verde acido no, il verde oliva sì. Il bianco sta bene con tutto, ma si sporca con niente. Un delirio. Capisco di essere dentro un labirinto emotivo e che devo prendere posizione io nella scelta, se non voglio fare da ostetrica. Elisa, le dico, facciamo che il blu cina è il colore perfetto da abbinare al suo lenzuolo di sotto bordeaux e farei anche un vinaccia per creare quel tono su tono in gradazione. Lei non è convinta, ma è sfinita quanto me dal delirio cromatico e si arrende. Io, mentre compilo l'ordine, penso a cosa non si inventano le donne per uscire a fare shopping. Poi, però, me la immagino tra un po', affannata tra una poppata, una notte insonne e una colichetta. Allora so di aver fatto bene a consigliarle il sacco blucina, che li avvolgerà tutti e tre in un abbraccio chiamato famiglia. Burp! Occhio però al primo rigurgito. Quando più tardi entrò Monica, a braccetto di un ragazzo, non mi accorsi del bastone bianco ripiegato sotto il braccio. Vidi solo una bella donna alta, sorridente e con degli occhiali da sole alla moda, che mi chiese diretta: «Vorrei un buon materasso, ma da non spendere troppo». «Va bene, allora le faccio vedere un buon rapporto qualità-prezzo, dove il comfort non è compromesso. Mi segua, che glielo faccio provare». Lei allora sgancia il bastoncino bianco che si snoda come un metro da falegname, ma più veloce e leggero. Mi giro per aspettarla nei suoi passi e la vedo che cammina sicura di sé, con quella postura di chi ha imparato a stare dritta sulla schiena con fierezza, dopo essere caduta troppe volte. Quando arriva davanti al letto con il materasso che le voglio far provare, l'accompagno con la voce, per non metterla in imbarazzo con quegli aiuti inutili che si fanno verso chi è invece abituato ad arrangiarsi da sempre. Tocca prima il materasso con la mano destra. Lo fa in maniera da circoscrivere la superficie, un po' come un paracadutista quando delinea la zona dove deve atterrare. Si siede. Sta lì un attimo, prima di sdraiarsi con il suo trench e i suoi persol maculati che la fanno così figa da darle quel tono che anche ad occhi chiusi vede il mondo, perché lo sente e perché lo morde e lo assaggia con quella voglia di sentirselo addosso. Ecco, Monica sta facendo questo ora. Si è messa in ascolto del suo sentire, dove la respirazione diventa diaframmatica grazie all'ergonomia del materasso e tutto si mette in equilibrio. Scende il bacino e salgono le gambe per una migliore circolazione sanguigna e la cervicale si scarica dalle tensioni della cattiva postura del giorno. Il ragazzo la guarda in silenzio e aspetta di sentire cosa dice. Perfetto,
fa lei, alzandosi. Fate anche finanziamenti? Certo. Allora approfitto che c'è mio figlio per fare tutto. Ritorniamo alla postazione, dove inserisco i suoi dati e le chiedo i documenti per fare il finanziamento. Lei mi passa la carta d'identità e mentre la apro per fare una copia del documento, vedo la sua foto di qualche anno fa, con i capelli rosa, come un anime di un fumetto manga. Non dico niente, ma la mia mente viaggia verso una fantasia su questa donna che, nonostante la vita l'abbia privata di un senso, non ha mollato un attimo di morderla per nutrirsi di tutto quello di cui ha bisogno.